Siamo con il coach da Dinamo Ancona, Marini, un commento alla partita. Prima di tutto precisazione, oggi sono qua in veste di capo allenatore, ma l'allenatore perché non poteva essere presente. Dovuta precisazione. Sapevamo che era un campo difficile, siamo venuti qua per giocarcela, è stata dura, la squadra indubbiamente Acqualagna è una delle più forti del girone, insieme a noi sarà una che se la giocherà fino alla fine. L'abbiamo persa noi sbagliando tiri che solitamente mettiamo, perché la prima in casa abbiamo fatto 81 punti, oggi ne abbiamo fatti la metà, quindi probabilmente il nostro attacco che è stato un pochino poteva migliorare. Comunque la squadra sicuramente è forte, è stata una bella partita, aspettiamo per il ritorno ad Ancona. Grazie. Siamo con Gabriele Bani, lei come ha visto la partita? La partita ho visto una partita molto intensa, giocata da due squadre che sicuramente lottano per le parti alte della classifica. Un campo veramente duro dove si è espressa a tratti della buona pallacanestro. Noi abbiamo avuto le polveri bagnate soprattutto in attacco e Acqualagna ha meritato per più aggressività in difesa e soprattutto rubandoci tanti punti in contropiede. Grazie. Sì, direi ottima prestazione difensiva, abbiamo concesso solo 42 punti che non era, diciamo, il nostro obiettivo quello di far segnare così poco, però onestamente abbiamo fatto una grandissima difesa. I ragazzi in settimana si sono allenati, diciamo, una parte, martedì abbiamo fatto un pessimo allenamento, giovedì ci siamo ripresi, ci siamo detti delle cose, oggi le abbiamo messe in pratica e sono stati bravi. Complimenti ai ragazzi perché hanno fatto veramente quello che gli ho chiesto. La prossima con chi è? Mi trovi spiazzato perché sinceramente andiamo in Ancona sicuro, se non sbaglio giochiamo con P73 Conero e non so come sono perché ovviamente non le conosciamo. Di questi avevo qualche informazione ma nulla di più, avevo l'idea di un paio di giocatori, sapevo che erano una buona squadra, secondo me loro sono venuti qui pensando di fare una passeggiata perché ci hanno visto la prima partita in Ancona dove noi comunque non abbiamo giocato bene, solo a sprazzi in difesa, in attacco così. Stasera invece secondo me abbiamo fatto un'ottima prestazione in difesa. In attacco poi alcune cose sono venute, alcune no, però stiamo crescendo, abbiamo inserito in settimana un giocatore nuovo per noi importantissimo che è Ale Cagnoli, ha dato il suo contributo già da adesso e non è poco perché comunque è uno che fa 2 soli allenamenti di cui è un amichevole ed è subito così presente, complimenti Ale. Ora siamo con Pieri, ex giocatore della nazionale della Scavolini. Come ti trovi qua ad Acqualagna? Bene, per adesso dai, qui con questo impianto qui vogliamo far capire a tutti questi ragazzi che sono qui nei dintorni che possono venire a fare pallacanestro, ginnastica e propedeutica con la palla in mano e non dover andare per forza nei paesi limitrofi. Quindi c'è la possibilità, ci sono tanti ragazzini, stiamo facendo adesso un progetto scuola qui sul territorio e ci vogliamo far conoscere. La partita di oggi? La partita di oggi è stata una bella partita, ha dimostrato Acqualagna di giocare con pazienza e con determinazione contro una squadra che si preannunciava una delle più forti del girone, quindi penso che ci sono tutti i presupposti da quello che si è visto in campo che possono fare un gran bel campionato.